mia madre. Ma scusa Chiara, 3 giorni a Jesolo senza neanche sapere dove che andare a dormire. Te pare che non stava un pensiero dopo? Scusa, ma allora veramente mamma vuoi farmi sclerare? Cioè, non diciamo nessuna posta dove andiamo per riuscire ad isolarci dal resto del mondo per qualche giorno. E poi senti, siamo io, Samu, Max, c'è Pito, la Marga e Jimmy. Una bella compagnia di svegli! Guarda che sono gli Hormonas al completo, Sì? Gli Hormonas, il gruppo. Alla cava or resta monas perché adesso vedo che c'è nessuno che si salva. Appunto per cui io sono preoccupata. Fammi al manco una telefonata il giorno che ti Ah, rivino. beh, guarda, it's impossible, impossibile, mamma. Teniamo il cielo spento fino a lunedì. È un weekend non global, per cui cerca di essere più swiss e datti una calmata. Ciao! Ma resta qua! Giancarla! Cosa è quest'altro adesso di nuovo stamattina? Ma te par che sia permesso che mi alzo tutte le mattine coi balconi verti? Popò de freddo! Ascolta papà, mica da dare aria a casa, non ti vuole mica che assa tutto sera partino. Ciao! E allora è assa che mi ciappa il polmonite, va bene? Questo sarebbe il rispetto che ha perso papà. E visto che morimo soffrerai perché ti alzi a mezzogiorno? Certo che se la mia presenza non è più gradita in questa casa, che se modi più eleganti per dirlo. Mi non voglio essere de peso a nessuno. Maria che giornata! Papà te sfondro te e anche a Chiara, che stufa che so! Ma già, noi altri siamo la generazione della fregata, perché prima già eravamo sotto dei genitori e zitti e riga dritto, e adesso comanda i fioi!